Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè al microfono di Arturo Cantella parla sui principali temi del momento, tra cui la crisi idrica. Per ricordare la ricorrenza, un triangolare di calcetto a Santa Elisabetta. Oggi ricorrenza per i 250 anni di fondazione del corpo. Per la cronaca, malviventi per le rapine si servono di un'Audi grigia, allarme nel Belice. Omicidio assurdo a Mascali, forse per gelosia. Benvenuti su TVA Notizie, apertura dedicata all'intervista di Arturo Cantella al sindaco di Agrigento Franco Miccichè sui principali temi di questo momento, tra cui la crisi idrica. Vediamo. Sindaco, cosa è successo ieri al Consiglio Comunale, questo forte documento di Fratelli d'Italia che addirittura dice di staccare la spina e che sono pronti a riandare al voto? Una sua considerazione. Allora, io per quanto riguarda il comunicato di Fratelli d'Italia l'ho letto bene, non è proprio questo il contenuto del testo. Tra le righe c'è scritto. Ma tra le righe c'è questo, però non è proprio, anzi può anche essere a tutela dell'amministrazione quello che loro hanno scritto. La cosa che mi fa specie è che non è stato votato il piano triennale delle opere pubbliche, che non è una cosa mia ma è una cosa della città. C'è un elenco di opere che pubblicherò in mattinata che già sono pronte, alcune già finanziate, pronte per partire, altre da finanziare, ma se non vengono inserite nel piano triennale non potranno essere finanziate. Sono tantissime opere che potrebbero rendere stravolgere la nostra città e quindi sono amareggiato perché, ripeto, non è un qualcosa che è contro di me o contro l'amministrazione, è contro l'intera città, contro i miei concittadini. Ma diversi consiglieri, pur della sua stessa opposizione, o non c'erano, hanno votato contro o si sono astenuti. È un segnale politico contro la sua amministrazione, sindaco. Come la valuta lei da un punto di vista politico? Non lo so valutare, chiedetelo a loro. Per Agrigento capitale della cultura che novità abbiamo? Relativamente ai bandi, molti chiedono cosa bisogna fare. Entro il 30, appunto domani consegneremo il nostro progetto alla regione, cioè all'assessorato dei beni culturali. Proprio ieri sono stato all'assessorato beni culturali e ho avuto l'incontro con l'assessore Francesco Scarpinato, che comunque è a nostra disposizione. Abbiamo concordato come chiudere la vicenda, poi ci sarà la cabina di regia che dovrà valutare questi progetti e quindi poi, se tutto andrà bene, ci faranno il decreto. Col decreto poi si può partire anche coinvolgendo le varie associazioni della città. Emergenza idrica, un tasso dolente, purtroppo la città sta soffrendo maledettamente. Sì, questa è una cosa che mi fa tanto preoccupare, perché vedo i miei concittadini che stanno soffrendo questa crisi idrica pazzesca. Mi sembra un déjà vu, un ricordo quando ero ragazzino che si soffriva così la crisi idrica sia per la siccità ma anche per altre problematiche. Ci stiamo ritrovando noi dopo 50 anni, dopo 60 anni di nuovo con questa tremenda crisi idrica, causa della siccità ma causa anche di alcune fonti idriche ancora non sono state reperite, però su mia indicazione anche AECA sta lavorando alacremente e già 2 pozzi che superano i 100 litri al secondo sono quasi pronti per essere immessi nella rete agrigentina. Finalmente ricordo quel finanziamento per la rifacimento della rete idrica è stato congelato, bloccato, quindi con questo voglio dire che appena arriverà il decreto della regione l'indomani potranno continuare, cioè potranno finalmente iniziare i lavori in teoria erano iniziati ma sono stati bloccati perché quel finanziamento europeo si era perso, però congelando la consegna dei lavori possiamo riprendere l'indomani. Certo ci vorranno 2 anni prima che verrà realizzata la nuova rete idrica, però nel momento in cui sarà realizzata forse finalmente Agrigento può avere l'acqua quasi H24.
Distallatore Porto Empedocle, che notizie abbiamo? E le autobotti, il piano della prefettura sta funzionando? Sì, il piano della prefettura sta funzionando, molti autobottisti si sono già convenzionati con AICA, si è stabilita una tariffa unica per il trasporto dell'acqua, quindi anche per favorire i cittadini e non esserci con delle tariffe diverse da trasportatore a trasportatore. Il piano delle autobotti quindi sta funzionando, ci sarà anche un piano di autobotti più piccole che serviranno il centro storico. Io tengo tantissimo ai miei concittadini del centro storico, ma anche i B&B e le varie attività, i ristoranti, i B&B, i pub che soffrono tantissimo questa crisi idrica. E poi per quanto riguarda il dissalatore, già ci lavoro io da aprile. Ricordate che ho consegnato proprio un documento a Musumeci, finalmente è arrivato anche il finanziamento dal governo nazionale, che è stato sancito, ecco, un patto tra la Meloni e Schifani. Appena il decreto sarà operativo, l'ingegnere Cocina della protezione civile regionale ha mandato da parte del Presidente di preparare il bando di gara. Lì ci vorranno pochi mesi per la realizzazione, anche perché non vi nascondo che personalmente sto facendo anche un'indagine di mercato per capire quale può essere quell'azienda più idonea e molto competitiva anche dal punto di vista economico. Alla Torre Carlo V di Porto Empedocle una mostra sugli eroi del Reggio Dragamine della Guardia di Finanza, il servizio. Parliamo di questa mostra che si tiene oggi alla Torre, dedicati agli eroi del Reggio Dragamine 36 della Guardia di Finanza. Abbiamo visto una giornata, una manifestazione bella, la deposizione della corona di alloro in mare, ora una mostra che sarà aperta 3 giorni. Ecco, parliamo di questa mostra, è stato sicuramente un lavoro che lei ha svolto insieme ai suoi colleghi in maniera attiva e fattiva. Assolutamente sì. Questa mostra sarà aperta per la visione del pubblico nei giorni 28, 29 e 30 presso la Torre di Carlo V di Porto Empedocle. È organizzata in 3 sezioni. Nella prima sezione abbiamo una videoproiezione di un video dedicato agli eroi dell'RD 36 e ad un video istituzionale della Guardia di Finanza che quest'anno celebra i 250 anni dalla sua fondazione. Le altre 2 sale espositive sono divise in 2 sezioni, una prima sezione dedicata al sacrificio di questi uomini e della città di Porto Empedocle, che come sappiamo è stata anche destinata da bombardamenti e da un riconoscimento all'onore e al valore degli uomini che hanno ricostruito la città. La seconda parte dell'esposizione è dedicata invece alla successione cronologica degli eventi e a raccontare questa storia di questi eroi che hanno poi, fino all'estremo sacrificio, rappresentato i più alti valori che un militare può poi presentare. Quindi un percorso rievocativo storico. È un percorso rievocativo storico che servirà, ci si augura, alle nuove generazioni per far capire quelli che sono i nostri valori del passato e poter costituire un volano verso i nostri valori del futuro. Tutto questo nel giorno dell'anniversario dei 250 anni della fondazione del Corpo? Assolutamente sì. In onore dei 250 anni di fondazione del Corpo sono state organizzate diverse cerimonie sia a livello locale che centrale e proprio in questa occasione una di queste è l'allestimento di questa mostra fotografica e rappresentata anche con la videoproiezione. Il CEPASA ha ricordato ad Agrigento i 90 anni dalla morte del capitano Hardcastle. Margherita Trupiano. A 90 anni dalla sua morte, avvenuta proprio il 26 giugno del 1933, è stata celebrata ieri per iniziativa del presidente del CEPASA, Paolo Cilona, una cerimonia in ricordo del capitano inglese Alexander Hardcastle, un evento voluto, come detto, da Paolo Cilona, che dal lontano 1984 porta avanti una forte diffusione dell'opera condotta ad Agrigento dal 1921 al 1933 dall'illustre mecenate che il noto archeologo Pirro Marconi definì persona colta e generosa.
Al cimitero di Bonamorone una mattinata di grande rilievo sul piano culturale che ha visto la partecipazione di tanti esponenti delle istituzioni e dell'associazionismo locale, dal delegato del prefetto Filippo Romano, il dottore Sardo, all'emerito presidente della società Storia Patria Dallicardillo, il dirigente scolastico Curaba, la delegata dell'Ordine Nazionale Onorificenze Cavalleresche Tamiliote, il presidente del Parco Letterario Luigi Pirandello, Bernardo Barone e ancora la dirigente dell'Ufficio Regionale del Turismo Bonsignore, lo scrittore Enzo Di Natali, il consigliere nazionale delle Pro Loco d'Italia Filippo Vitello, studiosi e cultori dell'opera del capitano inglese. Un discorso appassionato e carico di valori, quello di Paolo Cilona, che ha anche auspicato una maggiore attenzione da parte del Comune in difesa della tomba del capitano, che vede i muri perimetrali assai lesionati e che potrebbero diventare un pericolo per l'intera area circostante. È stato inoltre annunciato che per il 2025, che vede la città impegnata come capitale della cultura, ci sarà un convegno con relatori di livello europeo che avrà al centro la figura di Hardcastle e che vedrà la partecipazione dell'ambasciatore di Gran Bretagna a Roma. Sono intervenuti infine i poeti Stella Camilleri, Liliana Arrigo, Giuseppina Mira, che hanno declamato interessanti ed emozionanti liriche e composizioni in ricordo del mecenate. L'anfiteatro Luigi Pirandello al Caos domani ospiterà un interessante evento. Vediamo di che si tratta. Gennardino Barone, 157 anni dalla nascita di Pirandello, viene festeggiato con un evento che si terrà stanotte alle 3 presso la casa natale. Sì, era di venerdì, come stanotte. Vedi caso, strano, molto strano. Dopo 157 anni, di nuovo venerdì. Pirandello nasce lì per caso, doveva nascere 2 mesi dopo. Pirandello è un figlio settimino, e in dialetto si dice figlio settimino o diavolo parrino. E stasera noi festeggeremo e celebreremo veramente per la ennesima volta Caddi come una lucciola, un evento che non può mancare, perché ci sono molte associazioni che credono in Pirandello, sono dei veri pirandellisti. Parlo non solo del Parco Letterario che rappresento, ma ci sono associazioni come l'Associazione Concordia o l'associazione di Paolo Cilona, il famoso Cepasa e tanti altri artisti che saranno presenti, che verranno appositamente, e la manifestazione non sarà solo culturale, di luci e suoni e note, ma ci sarà, come sempre ci ha insegnato Stanislao Nievo per i parchi letterari, la degustazione finale con la scursonera sotto le stelle. È qualcosa di particolare che succede ogni tanto, e quest'anno sarà un anno molto particolare. Quindi un invito ai tanti che vogliono partecipare all'evento? Certo, sappiamo già che sono tanti e saranno tanti, e speriamo che questo tanti sia anche di più, perché poi avranno 2 tempi la manifestazione, una proprio in adiacenza al cortile esterno della casa natale di Luigi Pirandello, con gli invitati e tutti coloro che celebreranno il momento, e poi ci trasferiremo, diciamo, alla pergola dell'immaginazione del caffè letterario, dove seduti per bene ognuno leggerà, reciterà o si esibirà nel campo artistico in cui è preparato e pronto per dare un segno di vitalità a questo genio che tutti ci invidiano. Lo abbiamo saputo non solo dai turisti, che Pirandello è addirittura ad Agrigento valorizzato per il 3% di quello che gli vale. Turisti pirandellisti che vengono in questi giorni, visto le vacanze preestive, a guardare la casa natale, a visitare il famoso punto dove c'è la rozza pietra con le ceneri, e lo abbiamo saputo anche dal nostro primo cittadino, il sindaco, che come sindaco sta girando tante capitali della cultura
e tutti gli dicono: noi vi invidiamo Pirandello, non vi invidiamo la Valle dei Templi, noi vi invidiamo Pirandello, che ancora non viene valorizzato e che noi sappiamo che è il genio del Novecento. In occasione della giornata del rifugiato si terrà a Santa Elisabetta un triangolare di calcetto organizzato dall'associazione Cometa. Le interviste di Arturo Cantella. Giornata del rifugiato qua a Santa Elisabetta, con un triangolare con le squadre di Racalmuto e Comitini, ovviamente Santa Elisabetta. Sì, è stata una giornata molto bella che era prevista all'interno del calendario della giornata mondiale del rifugiato del 2024. Abbiamo regalato un momento molto bello ai nostri ragazzi organizzando questo torneo di calcetto. Il calcio, come sappiamo, è quel mezzo che accomuna un po' tutto il globo terrestre. Oggi abbiamo avuto il piacere di essere ospitati dall'amministrazione comunale di Santa Elisabetta, che come sappiamo è stata rinnovata di recente. Abbiamo trovato la conferma che questa comunità, anche con il nuovo sindaco, si è messa immediatamente a disposizione di tutti noi, è sempre stata al nostro fianco, e dunque ringrazio il neo sindaco, l'avvocato Gaziano, per averci dato questa opportunità. L'impegno continuerà dopodomani con un altro importante evento. Sì, dopodomani, appunto giorno 28 di giugno, saremo al Villaggio Peruzzo, dove ci sarà un altro incontro di calcio organizzato dall'associazione appunto Cometa contro l'associazione Amici della Polizia. Sarà anche lì un altro momento conviviale, di condivisione, così da festeggiare insieme questo importante momento, questa importante giornata che, come sappiamo, pone al centro le problematiche di coloro che scappano dalle guerre, coloro che appunto sono costretti a scappare. Concetti quasi banali, ma che è necessario sempre ricordare alla nostra comunità. Le nuove diciamo tendenze fanno sì che su queste tematiche occorre sempre dare il giusto risalto e ricordare a tutti che chi scappa dalla guerra non lo fa per piacere. Emilio, è stato un triangolare, diciamo, abbastanza partecipato, ragazzi, finito anche con i rigori? Finito i rigori, si è aggiudicato il trofeo, il progetto di Santa Elisabetta, secondo il progetto di Comitini per la cronaca, e ultimi il progetto di Racalmuto. È stata una bellissima giornata e speriamo di organizzarne altre. Sindaco inizia la sua sindacatura con un triangolare della giornata del rifugiato che vede appunto i ragazzi di Santa Elisabetta, Racalmuto e Comitini oggi qui presso la vostra struttura sportiva. Tra l'altro ha vinto proprio la vostra squadra di Santa Elisabetta. Sì, oggi è un momento di festa, inizia proprio con un momento di convivialità con i ragazzi del nostro centro. Si è organizzato questo triangolare grazie all'associazione Cometa che gestisce i ragazzi del nostro centro. È stato un momento meraviglioso, un momento conviviale, un momento dove tutti hanno potuto esprimere le proprie doti calcistiche e le proprie doti umane. Santa Elisabetta si mostra ancora una volta il paese dell'accoglienza, il paese dell'integrazione e il paese dello stare insieme. Continuerete questa collaborazione? Sì, sin da subito. Stiamo già organizzando con l'associazione Cometa che gestisce il nostro centro un momento di festa, penso che lo faremo proprio alla fine dell'estate. Domani a Realmonte la sala consiliare verrà intitolata al giovane presidente del Consiglio Felice Vaccaro, scomparso lo scorso anno. Il SAGI, il Sindacato Autonomo dei Giornalisti, consegnerà ai familiari una targa in memoria di Felice. Nel quartiere di Fontanella i bambini Tammurinara
portano in processione una mini statua di San Calogero. Una iniziativa gradita dagli abitanti che dai balconi hanno applaudito i bambini. Si è trattato di un altro momento che ha visto insieme membri del comitato di quartiere, scout e parrocchiani. Il grido di Viva San Calò ha praticamente anticipato la grande festa di Agrigento. Gli spacciatori approfittano anche del disagio giovanile, è quanto sostiene il garante dei minori di Messina, Giovanni Amante. L'operazione di ieri antidroga ha rivelato, già si sapeva in realtà, ma ha sottolineato quanto la quantità di giovani che fanno ricorso alle droghe, anche droghe moderne, droghe che si trovano sul web. Cosa sta succedendo a questi ragazzi? Chiaramente esprimo gratitudine e soddisfazione per quanto le forze dell'ordine e la magistratura, le procure stanno facendo per eliminare dalla nostra città un problema che attanaglia i giovani e non solo i giovani, chiaramente, che è quello della droga, che è un fenomeno che purtroppo registra parecchia presenza anche nei minori. Ho appreso del fatto che queste droghe continuano anche a viaggiare attraverso lo strumento del web, quindi della posta, come se fosse una consegna di un pacco qualsiasi. Questo è un fenomeno che probabilmente è più complesso combattere, però bisogna attenzionare anche questo. Il problema della droga è un problema che non è nato ieri, non è di questi periodi, è un problema che affonda le radici negli anni passati. Probabilmente c'è stata un'evoluzione del problema droga e è chiaro che oggi siamo arrivati a quello che vediamo, però io ritengo che il problema sia molte volte legato a una sorta di povertà educativa, sociale, culturale. È come se i nostri ragazzi, io ecco, non sono un sociologo, ma è come se gli mancasse qualcosa, è come se, ripeto, potrebbe essere una sorta di fallimento della nostra società, forse qualcosa che noi adulti abbiamo sbagliato a consegnare, qualcosa sulle quali noi dobbiamo riflettere. Cosa possiamo fare, qualcuno mi dirà? Sicuramente la prevenzione. La prevenzione, la buona aggregazione, e sono le cose su cui sempre io ho insistito fin dal primo momento, ma è anche il mio sentire, quindi è per questo che sto cercando di stimolare l'amministrazione, soprattutto in estate in cui il tempo libero è maggiore e ci può essere uno sfaccendamento, chiamiamolo così, da parte dei più giovani, cercare di restituire luoghi di sana aggregazione. Lo sport, lo abbiamo detto sempre, è, non dico l'antidoto, per carità, non voglio essere così presuntuoso, ma lo sport rappresenta sicuramente un momento aggregativo importante. Dobbiamo fare in modo che vi siano presidi di legalità, presidi di aggregazione, presidi di sport, che siamo presenti in prossimità di dove ci sono i ragazzi. Non posso immaginare che ci vogliono ancora 2 anni, 3 anni per avere qualche campetto restituito. Questo è il mio impegno nell'immediato. Presentato a Roma il libro di Pascal Schembri, L'arma del potere. Margherita Trupiano. L'arma del potere, il libro di Pascal Schembri, è stato presentato a Roma. Il presidente dell'Associazione Culturale Cartagine, generale Alessandro Della Posta, ha organizzato nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, nella sala dedicata a David Sassoli, la presentazione del libro L'arma del potere, perversioni e corruzione al Parlamento dello scrittore italo-francese Pascal Schembri.
La presentazione del libro è stata moderata dal professore Pino Pelloni, che ha anche illustrato le caratteristiche di sicilianità di questo scrittore poliedrico che riesce a scrivere dei libri che coprono generi diversi nello stesso testo. Si tratta di una tecnica, dice, non molto comune, ma che l'autore Schembri riesce a conciliare in modo armonico, inserendo nello stesso testo il thriller, la narrativa e alcune citazioni riferibili ai fatti di vita vissuta dal nostro paese. Relatori di alto livello come la professoressa Katia Ranieri, il dottore Ciro Maddaloni, il colonnello Bartolomeo Casu hanno esaminato personaggi, storie ed intrecci narrati da Schembri, evidenziandone particolarità, novità, capacità dimostrata dall'autore di disegnare contesti complessi e misteriosi, a tratti difficili e scabrosi, ma illustrati con grande garbo e fantasia. E veniamo alla cronaca. Allarme furti nel Belice. Come pubblica il giornale Grandancolo, sono 4 i malviventi ripresi da una telecamera di videosorveglianza mentre fuggono a bordo di un'Audi grigia a Partanna, in provincia di Trapani. Furti si sono registrati a Partanna, Salaparuta e Montevago. È gente del mestiere, fanno sapere gli investigatori, per cui bisogna evitare di lasciare porte e finestre aperte, anche per pochi minuti. Ovviamente, assieme alle forze dell'ordine, tutti i cittadini sono invitati a collaborare per un qualsiasi sospetto legato anzitutto all'Audi grigia. Ucciso per futili motivi, un omicidio assurdo a Mascali, nel Catanese. Non sei un buon padre e lo ha colpito alla gola con una forbice, procurandogli una vasta emorragia. La vittima è deceduta nell'ospedale di Giarre. È accaduto nel Catanese. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno trovato a casa con la maglietta sporca di sangue e un marsupio che conteneva la forbice utilizzata per ferire il vicino. Il movente della lite non è stato ancora chiarito. La procura di Catania, con l'aggiunto Fabio Scavone, ha disposto il trasferimento dell'arrestato in carcere e l'autopsia, che sarà eseguita domani. La vittima è un operaio edile di 41 anni, Antonio Raciti. L'arrestato è un 48enne disoccupato, GB, in passato denunciato per porto abusivo di armi e ricettazione, che è indagato per omicidio. Sul caso hanno indagato carabinieri della stazione di Mascali, supportati dai colleghi della sezione operativa della compagnia di Giarre e dal personale della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo del comando provinciale di Catania. Secondo una ricostruzione degli investigatori, la lite sfociata in omicidio sarebbe scaturita da commenti che la vittima avrebbe rivolto al 48enne sulla figlia, accusandolo di non essere un buon padre a causa delle frequentazioni della 22enne studentessa fuori sede. Già ieri i 2 uomini avrebbero avuto un diverbio per lo stesso motivo che sarebbe ripreso oggi. Secondo l'accusa, l'arrestato, in uno scatto d'ira, dopo aver afferrato delle forbici di medie dimensioni, che aveva con sé, avrebbe colpito ripetutamente al torace e al collo la vittima, che ha quasi subito perso i sensi e portata nell'ospedale di Giarre, è deceduta nonostante sia stata sottoposta a più interventi chirurgici. L'aggressore è stato trovato da carabinieri con indosso una maglietta inzuppata di sangue e hanno sequestrato le forbici che, per sua stessa ammissione, avrebbe utilizzato per il folle gesto. L'arrestato è condotto nella casa circondariale di Catania, in isolamento. La salma, su disposizione della procura distrettuale etnea, è stata traslata all'obitorio del Policlinico di Catania per essere sottoposto a esame autoptico da parte del medico legale. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia, torniamo tra poco con altri servizi. Strage di Ustica, sono trascorsi 44 anni senza un minimo di verità. Dopo 44 anni ci manca ancora un pezzo di verità, sapere chi è stato e cosa è successo a nostro padre e agli altri passeggeri. Era il 27 giugno del 1980, il DC-9 Etavia, partito da Bologna, non è mai arrivato a Palermo. 81 vittime, 81 famiglie spezzate. Enzo e Claudio Bosco, figli di Alberto Bosco, una delle 81 vittime della strage di Ustica,
non si arrendono e anche oggi, a 44 anni dalla strage, chiedono verità e giustizia. Claudio aveva 7 anni, Enzo appena 18 mesi, quando la sera del 27 giugno 1980 il padre non arrivò a casa, inghiottito nel Tirreno meridionale a poche miglia dall'isola di Ustica insieme ad altre 80 persone a bordo del volo Bologna-Palermo. Una famiglia, Bosco, di Valderice, che ha sempre creduto nelle istituzioni, nonostante le verità nascoste, nonostante i depistaggi, i sotterfugi, nonostante tutti gli anni trascorsi. È l'ora di dare dignità alle vittime, dicono. 44 anni di indagini, 44 anni di lotta civile. Fino a quando la verità non verrà fuori i nostri cuori, non potranno avere pace. Vogliamo sapere chi è stato ad abbattere l'aereo. Sulla strage di Ustica c'è anche un museo a Bologna, un museo della memoria in cui è stato ricostruito l'aereo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione di questo 44esimo anniversario ha rilasciato una dichiarazione. Nel cielo di Ustica, 44 anni or sono, si compì una strage di dimensioni immani. Rimasero uccise tutte le 81 persone a bordo del DC-9 in volo. La Repubblica fu profondamente segnata da quella tragedia che resta una ferita aperta, anche perché una piena verità ancora manca e ciò contrasta con il bisogno di giustizia che alimenta la vita democratica. Nel giorno dell'anniversario desidero anzitutto rinnovare i sensi di una profonda solidarietà ai familiari delle vittime che non si sono arresi davanti a opacità, ostacoli, distorsioni e hanno sempre cercato, pur in condizione di umana sofferenza, di far luce sulle condizioni e le responsabilità della tragedia. La loro opera, unita a quella di uomini dello Stato che hanno compiuto con capacità e dedizione il loro dovere, ha contribuito a diradare nebbie e a ricostruire lo scenario di quel tragico evento. Sulla strada della ricostruzione della verità passi significativi sono stati compiuti, ne offre testimonianza il Museo per la Memoria di Ustica. La Repubblica non si stancherà di continuare a cercare e chiedere collaborazione anche ai paesi amici per ricomporre pienamente quel che avvenne il 27 giugno 1980. Al tempo stesso la memoria e anche trasmissione ai più giovani dei valori di impegno civile che sorreggono la dignità e la forza di una comunità e le consentono, conclude Mattarella, di affrontare le circostanze più dolorose e difficili. Adesso mandiamo in onda un ampio servizio di Arturo Cantella dedicato ai 250 anni di fondazione della Guardia di Finanza. Oggi diverse manifestazioni sull'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza con due momenti importanti, uno qui al Molo a Porto Empedocle e un altro poi in via Atenea con la manifestazione ufficiale. Prego, comandante. Certo, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Oggi è una ricorrenza per noi davvero speciale, per tutti gli uomini e le donne della Guardia di Finanza, 250 anni, un compleanno a cifra tonda e per questo abbiamo voluto onorarlo con questi momenti importanti. A brevissimo depositeremo una corona in mare in onore degli eroi del Dragamine del 36, una nostra imbarcazione al comando di un ufficiale della Marina Militare che si è distinta per gesta davvero eroiche durante il secondo conflitto mondiale. E poi oggi pomeriggio ad Agrigento, cerimonia solenne, onori alla statua del giudice Livatino perché la facciamo nella nostra piazza antistante la caserma, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, per affermare la presenza del corpo che è costantemente accanto alla collettività, ai cittadini, un presidio di sicurezza economico-finanziaria a tutela della legalità e delle libertà economiche dei cittadini e delle imprese. Questo è un lavoro importante, impegnativo anche qui in provincia, una provincia difficile anche per le tante componenti che ci sono, tra cui quello dell'immigrazione, cui voi date una forte mano. Assolutamente sì, il nostro comparto aeronavale e i nostri reparti di stanza a Lampedusa sono fondamentalmente impegnati su questo versante per soccorrere i migranti e per arrestare gli scafisti, quindi anche tra i risultati cerchiamo di prestare appunto sempre il primo soccorso a tutti
coloro che partono per questa avventura, mossi sempre da spinte ovviamente di sopravvivenza, perché nelle loro terre non hanno grandi speranze e futuri, però ci sono poi quelli che se ne approfittano, quelli che lucrano sulle vite umane. Quindi il lavoro del Corpo della Guardia di Finanza come Polizia del Mare è costantemente quello, quindi pattugliare le coste, soccorrere i migranti e contrastare coloro che ne fanno sfruttamento di quest'opera. Anche il sindaco di Porto Empedocle è presente a questa iniziativa sui 250 anni di fondazione della Guardia di Finanza al Molo di Porto Empedocle. Sì, oggi festeggiamo i 250 anni della fondazione della Guardia di Finanza ed in modo particolare ci troviamo sul porto di Porto Empedocle perché il connubio della città con la Guardia di Finanza è stato sempre stretto ed inscindibile. Questo rappresenta un momento di grande importanza per i 250 anni della fondazione della Guardia di Finanza, che a Porto Empedocle abbiamo anche voluto e siamo presenti con il nostro gonfalone perché riteniamo che la collaborazione e la Guardia di Finanza è stata sempre presente nella città di Porto Empedocle, vi è stata sempre una grande collaborazione ed oggi siamo felici di partecipare a questa manifestazione. Calogero Colignano, ecco, la sua presenza qui al Molo oggi a questa iniziativa ha un significato notevole, ce lo spieghi? Diciamo che alcuni anni fa abbiamo realizzato un documentario per l'Associazione Culturale Sicilistoria che si intitolava Il tenente di Bartolo e gli eroi dell'RD-36. L'RD-36 è stata l'unica nave, un dragamine della Guardia di Finanza decorata ad essere medaglia d'oro al valor militare. Per questo era proprio in questi moli dove per gran parte della guerra fu ormeggiata, ma successivamente fu spostata a Tripoli dove fu affondata mentre salvava le altre navi, quindi si lanciava all'assalto contro il dragamine per salvare le altre navi. E quindi questo è un momento di ricorrenza, abbiamo ricostruito questa storia e ci ha fatto piacere essere coinvolti dalla Guardia di Finanza per il 250° anniversario della fondazione del corpo. Ecco, voi siete presenti qui per un motivo ben preciso? Sì, assolutamente sì. L'Associazione Culturale Sicilistoria è presente su invito del comando della Squadriglia Navale di Porto Empedocle. Abbiamo anche collaborato, per noi tra l'altro è la terza occasione che ricordiamo l'RD-36, il sacrificio di questi giovani ragazzi finanzieri che nel gennaio del 1943, durante la ritirata del nostro naviglio residuale dal porto di Cipoli, che stava per essere occupato dagli inglesi, immolarono la loro breve vita in uno scontro impari con dei possenti cacciatorpedinieri inglesi. Ecco, siamo sulla barca per andare a depositare la colonna dell'oro per il dragamine. Ricordiamo oggi un fatto d'armi di gennaio 1943, quando il Regio Dragamine 36 della Guardia di Finanza di base in Libia sacrificò la propria vita di tutto l'equipaggio dei comandanti per salvare l'intera flotta che era alle sue spalle. Si è lanciato con i propri mezzi minimali contro 2 fregate inglesi al largo di Zuara in Libia per coprire la ritirata dei compatrioti. Questo momento è significativo anche dal punto di vista del ricordo, della memoria. Avete voluto anche consegnare una targa all'erede del comandante? Sì, è presente la signora D'Amico, che è la nipote del comandante dell'RD-36. Per noi sono valori fondanti. Quest'anno sono 250 anni dalla nascita della Guardia di Finanza e per noi era doveroso ricordare i nostri caduti di tutte le guerre e caduti in servizio. Voi che ruolo avete come ROAN nell'ambito dell'operazione di sicurezza? Il reparto operativo aeronavale si occupa della sicurezza in mare. La Guardia di Finanza dal 2016 con il famoso decreto Madia è diventata la polizia del mare, quindi l'unica forza di polizia a mare. Noi ci occupiamo dell'ordine e della sicurezza pubblica, del contrasto ai traffici illeciti e del contrasto ai crimini economici anche a mare. Presente in questo momento in sostituzione di mia mamma che ormai ha 95 anni. Però mia madre è lo stesso presente in questa manifestazione perché il giornalista dottore Conigliaro ha fatto un'intervista a mia mamma che sarà visionabile
penso su un totem che è presente presso la mostra, torre Carlo V, sì, dove sì. c'è la mostra. Quindi anche mia madre è presente qui. Io ormai da molti anni la sostituisco perché la mamma ha 95 anni, infatti sono anche la madrina dell'ultimo dragamine della Guardia di Finanza e sono stata appunto a Genova per il Baro, alla Fincantieri, bellissima unità, ormai sicuramente un po' superata, però al momento nel 2003 è stato una bellissima unità e quindi ripeto un po' la sostituisco e mi onoro di avere mio nonno come eroe della guerra ed insieme a lui tanti altri. E veramente ogni volta che ci sono queste commemorazioni cerco e rivivo quei momenti terribili in cui loro hanno compiuto questo gesto di eroismo e ce n'è voluto di coraggio per affrontare un canale che era infestato dagli inglesi. Nel momento in cui finalmente gli hanno dato la disposizione di partire, era una missione suicida perché il canale non avevano vie di scampo, quindi lo sapevano purtroppo e così è andata, però sono andati incontro alla loro fine senza battere ciglio, veramente una cosa di cui non ci dobbiamo mai dimenticare, mai. E quindi grazie alla Guardia di Finanza che normalmente nel giro sempre di questi anni ha sempre riproposto questi atti di eroismo e li continua a rammentare alla gente, perché non bisogna dimenticare queste cose terribili legate alla guerra. E mia mamma per prima è stata la prima a soffrirne perché aveva 12 anni quando il padre è morto e le veramente è venuto a mancare un grande sostegno e lei in qualche modo un po' lo rimprovera di non avere pensato ai loro figli, di essersi sacrificato senza nessun pensiero alla famiglia che lasciava. Al primo posto c'era il suo senso del dovere, il senso dell'onore, il rispetto per l'arma. Sport, al via la Coppa Italia Beach Soccer a Messina. Il servizio con le interviste agli assessori Finocchiaro e Amata e al sindaco Federico Basile. Si è alzato il sipario per il Beach Soccer Serie A cura della FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, che per la prima volta nei suoi 20 anni di storia approda a Messina. Dal 27 al 30 giugno ben 16 squadre si affronteranno sul rettangolo di sabbia dell'Arena Beach Stadium di Torrefaro per conquistare la Coppa Italia Punto Cuore. L'evento si svolgerà all'interno del Beach Soccer Village, sviluppato su 5.000 metri quadri con lo sfondo della suggestiva riserva naturale di Capopeloro. Al suo interno sono state organizzate varie iniziative di intrattenimento, dallo street food a spettacoli fino ad attività sportive per grandi e piccini. Non è solo una manifestazione sportiva eccezionale, organizzata magistralmente dalla federazione, ma è proprio per questo abbiamo voluto dare un significato, a differenza del beach volley che invece lo portiamo a Piazza Duomo, la spiaggia, la sabbia, no, questo si può fare qua, andava fatto qua perché questo evento valorizza non solo lo sport nella sua determinazione, ma valorizza proprio i luoghi. Sembra un paradosso, ma qua siamo nella riserva, quindi un luogo protetto, un luogo riservatissimo, un luogo da preservare, e questa è la dimostrazione come queste manifestazioni possono anche prendere il loro spazio in queste riserve meravigliose per dare lustro a quello che noi preserviamo, quello che è giusto che preserviamo in uno dei luoghi più belli d'Italia, senza ombra di dubbio. Il nostro Capopeloro abbiamo allestito un villaggio per le famiglie, per i giovani nell'area ex Sea Flight. Si è voluto a tutti i costi far in modo che ovviamente previa autorizzazione di tutti gli uffici preposti, affinché questa manifestazione potesse essere svolta qui. Perché? Perché ne vale la pena, perché va esaltata, perché il nostro brand, la nostra città, il nostro brand Messina deve veicolarsi nel mondo, nella nazione al più alto livello, e questo è quello che stiamo vedendo con questo evento e con tanti altri eventi.
Da settembre, quando ci siamo cominciati a sedere al tavolo, siamo a fine giugno, quasi luglio, quindi un tempo necessario per organizzare un grande evento nel quale il Comune, oltre a metterci la spiaggia, tra virgolette, ci ha messo tanto, e quindi sotto questo punto di vista credo che questi eventi, così come abbiamo fatto per il beach volley, che è una seconda edizione importante, servono alla città per far capire come una città può essere vissuta dallo sport anche al turismo. Organizzare degli eventi ed accoppiarli a un paesaggio meraviglioso come quello che abbiamo qua a Messina, ma che abbiamo in Sicilia, significa diventare veramente degli attrattori turistici. Poi un evento sportivo di questa natura ha veramente un grande richiamo, stiamo parlando di un campionato di Serie A, si disputerà la Coppa Italia, no? Tra l'altro gli organizzatori hanno avuto la bravura, la capacità di coniugare l'evento sportivo però facendo partecipare il territorio, come creando una sorta di villaggio dove danno un'offerta anche enogastronomica, tanta musica, quindi concerti, insomma grande partecipazione, sicuramente ci sarà tanto divertimento in questi giorni. Con lo sport si conclude il nostro telegiornale, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.